piedi per terra e la testa che va ormai da sola. E ripenso a mia madre e al sudore che ha dovuto asciugare per portarmi fin qua. Fin qua. Questo sì che è vero amore. Ce l'abbiamo qui live, che meraviglia. No, il piacere è tutto mio, ragazzi, siete fantastici. Senti, ma com'è l'emozione di sentire il disco in radio? Secondo me è sempre bello. Ma guarda, sei in pieno stress quando sei nelle sale di incisione, perché insomma lì ripeti le frasi per ore, giorni, però è sempre una grande emozione quando le tue creazioni vanno avanti e soprattutto quando la gente, sai, ti fa i complimenti poi per queste cose. Senti, sono già arrivati diversi messaggi per te di alcuni che hanno visto la vostra esibizione al Teatro Sistina Sì, a il Roma. 5 di gennaio abbiamo appunto presentato questo Liberi di Amare, il nuovo singolo che appunto ricordiamo anticipa l'uscita del disco che si intitola Eccomi. Nei primi di marzo esce il disco completo, entro la prima decada di febbraio esce il singolo, scaricabile dappertutto e nonché anche il videoclip è ufficiale. Il 5 abbiamo presentato questo pezzo su Rai 1 che è al premio Braille, che è stata una cosa fantastica al Teatro Sistina, insomma molto suggestivo, molto bello. Quel sorriso ferito rimasto impresso in me non mi lascia mai solo. E ora libera, libera come non mai, sei presente nell'aria e presente in me e mi dai vita. Adesso ascoltami e resta dentro me. Allora Massimo Ferrari, cominciamo a dare qualche coordinata così vi facciamo capire subito se per caso ai pochi a cui fosse sfuggito non è venuto in mente. Autore del featuring con Ivana Spagna di un mashup musicale. Allora io voglio subito che ce lo spieghi questo fatto. Lui ha unito due canzoni, Vattene Amore, Aleandro Baldi e Francesca Lotta. No, scusami. No, Amedeo Minghi. Ma Amedeo Minghi! E niente. Ah, hanno pure vinto brava. Sanremo, Come no? Corchi, no, dillo tu. Il mashup Di? With or Without You degli U2. Cioè, capito? Un classicone di italiano con una hit spaziale degli U2. Sì, sì. Beh, molto rock. Ma forse è lì proprio Lì mi hanno praticamente costretto a cambiare un po' il mio modo di cantare, c'è una versione un po', poi ascolterete, ma è scaricabile da iTunes, potete, il mio EP si chiama 7, appunto da iTunes, da Amazon, dappertutto, e questo è il lavoro discografico 2014, che adesso poi parleremo del 2015, che insomma quello è il nuovo lavoro. È quello nuovo. Io sto guardando un po' di copertine dei vari dischi dal tuo sito ufficiale massimoferrariofficial.com, così magari dopo ci fate un salto e date anche un po' un occhio a tutte le sue notizie, alle informazioni su di lui. Lui è qui perché ha proposto un brano per Sanremo. Allora parlaci un po' di questa storia. Diciamo che qui entra in gioco il mio nuovo produttore, che è Andrea Libra, il cantante dei Dam, e praticamente insieme a lui abbiamo tirato fuori questo pezzo. Veramente l'ha scritto lui, anche se io sono autore di tutto il mio disco, però lui ha tirato fuori questo pezzo che si intitola appunto Liberi di Amare, che è spettacolare, e poi lo devono giudicare anche le persone che lo ascoltano, ci mancherebbe. E niente, era stato proposto per Sanremo insieme alla Bertè, dovevamo formare questo trio. Quella! Massimo Ferrari, Andrea Libra e Loredana Bertè. Era piaciuto tutto, anche la Loredana era molto favorevole a questo discorso, però poi abbiamo fatto cambi di direzione, cambi di programma. La Ferrari ha girato da un lato. Abbiamo pensato di fare altre cose e niente, come succede a Sanremo non è passato il progetto, però siamo qui a proporlo ugualmente, che anticipa l'uscita del disco. Certo, anche perché, Pino, come i nostri ascoltatori sanno, i brani che vanno a Sanremo devono essere orchestrati per l'orchestra, scusate il gioco di parole, cioè quindi anche un brano rock, un brano melodico, in questo caso poi fra un po' lo sentirete, che c'ha questo featuring molto particolare di Andrea Libra che canta insieme a te, quindi queste due voci si alternano diventando ruvide e molto pop, la tua è anche molto pop rock. Un pop melodico, un pop rock, insomma, invece lui è proprio
un cantante rock, per cui la sua voce così grossa, rauca, che io la definisco secondo me molto particolare, molto bella, adesso non perché abbiamo fatto queste cose insieme, questo più e non perché è presente anche, diciamo. No, lui ci guarda dall'altra parte, ci guarda dall'altra parte. Magari chi lo sa, sai, Andrea è un po' così, passa veloce, saluta e scappa, cioè sai, è un po' strano. Può essere. Posso dire una cosa prima che lo sentiamo? Dico una cosa, mi allargo con il permesso di Massimo che è a fianco a me. Atmosfere vascheggianti, o no? Dai, diciamo che allora questo pezzo era anche indirizzato agli stadi, diciamolo in questa maniera. Vedi? Niente, è stato affidato poi a noi e questo è per noi un grande onore. Ci hanno messo le mani su un po' di persone, ecco, però il testo, va detto, è interamente scritto da Andrea Libra, le musiche sono... No, un brano assolutamente inedito, certo. Cioè, voglio dire, ha messo le mani lui e poi, cioè, attenzione, sai come succede molte volte, per esempio il mio secondo singolo, che poi spero di venire a presentare pure di nuovo qui, è una canzone che per esempio il mio produttore mi dice ma facciamola ascoltare a questo, facciamola ascoltare sì, l'associ alle vocalità, alle sonorità di è anche molto fresca, molto rock. Allora attenzione, la facciamo annunciare dal mio collega Pino che merita un lancio fatto bene. Pino, mi raccomando, siamo liberi di sognare che voglia ho di te. Mentre andava il brano io e Massimo ci siamo visti un po' di video su YouTube, andatelo a cercare anche su YouTube Massimo Ferrari, trovate un sacco di contenuti, tra cui un suo secondo posto in Russia. Sì, ho avuto il piacere di rappresentare l'Italia, erano 21 nazioni, i 21 più forti autori, giovani autori, e io ho preso il secondo posto con una canzone mia, Luna, che appunto è stata arrangiata insieme a Tony Esposito, José Luis Cortés, tutta l'orchestra di Cuba. Insomma, un pezzo molto molto bello, molto estivo che remixeremo per quest'estate. Carino. Aspetta che ti voglio chiedere una cosa, mi leggi il tuo nome in russo? Machimo, parlavano così, Machimo. Perché c'è la grafica, quindi c'è scritto Massimoschi Ferranoschi, comunque grandissimo successo per l'Italia. Sì, si parte per un tour, andiamo proprio un tour europeo, parte il 12 da Vienna, che avrò il piacere di cantare in ambasciata italiana in Russia, dove presenterò il disco, e poi da lì partiamo per Zurigo, Basilea, poi facciamo la Germania, facciamo qualcosa in Belgio. Bello. E poi in attesa che appunto dopo maggio partiamo per l'Italia a fare le tappe, le date. Senti, fammi il Comunque saluto. troverete tutti sul sito, tutti gli aggiornamenti www.massimoferrariofficial.com o su Facebook Massimo Ferrari. Fammi il saluto che farei all'ambasciatore, vai. Buongiorno, no, come buonasera o buon pomeriggio. Ma no, lo devi fare in tedesco, vedo. No, ma noi italiano, siamo in Italia. Ha ragione. Quando varchi la porta. Signor ambasciatore, sono onorato di essere qui insieme a lei. Vedi che preparato lo sa, signor ambasciatore. Ottimo, ragazzi. Allora... Comunque io volevo velocemente ringraziare tutto il mio staff. Sì. E volevo ringraziare appunto l'Italia Promotion, l'Event and Management in Svizzera. Volevo, perché io sono lì in sede, e volevo ricordare la mia etichetta discografica, la Enjoy Intermountain, insomma tutti coloro che stanno lavorando su questo progetto, che sono davvero tanti, ma che comunque, voglio dire, stanno dando una nota molto molto forte e positiva, e anche le radio e anche la campagna che questa settimana siamo stati in tour. Per esempio abbiamo presentato su Gold Show, su Napoli, San adesso Paolo voglio sbagliare i nomi perché sono stati veramente tanti, ecco, sono stati veramente tutti carinissimi, la campagna mi ha accolto veramente veramente bene, grazie a tutti. Allora, noi ti auguriamo il meglio. Se vi siete persi questa bella intervista insieme a Massimo Ferrari, la ritrovate come sempre nella sezione download del nostro sito radio.no.it. In bocca al lupo per tutti, a presto. Crepi, e niente che dire, ragazzi, ci vediamo subito su Facebook, dove volete, io quando posso rispondo personalmente, e niente che dire, grazie ragazzi, siete stati favolosi. Ma figurati, alla prossima, ciao. Mi dai vita. Adesso ascoltami e resta dentro me, non ti deluderò. Sei libera di amare, libera di cantare.
vita c'è. Siamo liberi di andare, liberi di amare.